Allora, eccoci in studio. Intanto chiedo dalla regia se ci inquadra tutto lo studio, perché noi, non voglio dimenticarmelo e ve lo ricordo, abbiamo un set allestito nuovo proprio in testa al nostro studio con 2 poltroncine allo stato vuote. Perché? Perché al termine della trasmissione continua ancora con 10 minuti. Da adesso in poi lo dedicheremo 10 minuti all'approfondimento della finanza con il nostro esperto Stefano Zara, per cui terminato lo studio con i nostri ospiti, pubblicità, noi ritorniamo in studio con il nostro esperto, per cui abbiamo diviso in più tranche la nostra trasmissione. Ecco il perché delle 2 poltroncine vuote, non sono vuote a caso. E quindi dovete seguirci fino alla fine, ma a parte questo voglio un po' tornare da lei, Presidente, per rilasciarmi un discorso anche storico e di ruoli effettivamente. Ci sono degli episodi nella storia, o anche recenti tra l'altro, che hanno visto coinvolti i bersaglieri anche in interazione con altri corpi, qualcosa di significativo? Lei prima ne ha accennato. Beh, con altri corpi. Oppure che può richiamare anche l'evento delle Piave 2018, quello che state organizzando adesso. Noi comunque a Piave 2018 abbiamo volutamente e fortemente coinvolto le bande militari straniere proprio per le questioni che diceva anche nel suo saluto il vice governatore Forcolin, con questo festival delle bande militari proprio ecco dal titolo La musica unisce i popoli, quindi proprio perché il concetto che noi organizziamo il raduno nel centenario della Grande Guerra non vuol dire celebrare la guerra, noi vogliamo ricordare questo evento che è successo 100 anni fa, di cui parlavamo prima delle scuole. A scuola parlano poco della prima guerra mondiale. Infatti, Non ne parlano assolutamente della prima guerra mondiale. Viene ancora dedicato un po' più di una volta, però sempre qualcosa di marginale, e c'è percepito con molto distacco. Molto distacco, tra l'altro è l'unica guerra che abbiamo vinto, per dire, e quindi non so perché se ne parla così poco, però è molto poco trattata nell'ambito dei programmi scolastici. Infatti non dico le elementari perché però si parla tanto dei romani, si parla tanto del Medioevo, si parla poco dell'epoca moderna, soprattutto della Grande Guerra, che è stata l'ultima guerra del risorgimento italiano, perché è stata la guerra che ha unito l'Italia sul Piave. Perché su Piave si sono trovati gomito a gomito a combattere la brigata Sassari, soprattutto nella nostra zona, insieme con i bersaglieri, veneti insieme con i siciliani, c'era chi portava la polenta, chi portava il piatto tipico, c'è stata anche una mescolanza di lingue e di anche culture sulle rive sia dell'Isonzo prima e del Piave dopo. E quindi effettivamente il militare che partiva dalla Sicilia e andava a combattere sulle Dolomiti al freddo si chiedeva perché vado a combattere, e c'è stata proprio l'ultima guerra del risorgimento, quella che ha fatto l'unità d'Italia. Quando prima si parlava anche dei valori dei ragazzi, i ragazzi d'oggi hanno perso i valori. Quando c'è l'inno nazionale, pochissimi si mettono la mano nel cuore o si mettono sull'attenti. Noi lo vediamo perché alla prima domenica del mese a San Donà di Piave facciamo l'alzabandiera, ormai da tradizione da 15 anni, da più di 15 anni a questa parte. Tanta gente quando c'è l'inno d'Italia se ne va via dritta, non si ferma nemmeno. Che se succede una cosa del genere in un paese straniero, penso solo all'America o quant'altro, in Italia invece c'è la tradizione dell'inno d'Italia solamente quando si vincono i mondiali di calcio e basta. Quindi questi valori della patria, che la patria vuol dire la terra dei padri, sono stati completamente persi, e noi con il raduno cerchiamo anche di riportare a questi valori anche ai giovani, perché noi abbiamo fatto un raduno, come diceva Cristiano, che fin dall'inizio non abbiamo voluto celebrare soltanto il centenario della Grande Guerra o celebrare il corpo dei bersaglieri, ma condividere questa festa per tutti quanti, soprattutto per i cittadini sia di San Donà che di Musile, ma di tutto il territorio del Veneto. Prima si accennava al concetto delle fanfare, deve essere una festa per proprio, e su ogni palco c'è sempre la bandiera dell'Italia, con l'inno ovviamente finale che è l'inno degli italiani. Questo è il concetto fondamentale. Sì, quindi ci sono anche dei valori, cioè permeata di valori, cioè sì. Magari una persona che la vede appunto come dice lei con distacco, con superficialità eccetera non riesce a coglierli. Esatto. Vivendolo dal di dentro invece
ogni cosa, anche ogni simbolo ha una sua valenza, un significato, un suo significato che va ben oltre. Che questo va trasmesso alle generazioni giovani, alle giovani generazioni, perché effettivamente sennò si perde questo. Si parlano i valori nostri con cui i nostri nonni hanno combattuto. Prima parlavamo, Sì, di Pietro Martino Carozzani, Caimano del Piave. Loro hanno, a lui esempio, ha combattuto su San Michele. Su San Michele c'è stato il primo lancio dei gas da parte degli austro-ungarici nella Grande Guerra sul Carso, e ne sono morti parecchi italiani, perché il gas è stata la prima arma letale che hanno introdotto, perché è stata l'ultima guerra del Risorgimento ma la prima guerra moderna, e quindi lui è sopravvissuto alla guerra del Carso ed è venuto a combattere sul Piave, sulla sua terra. Tra l'altro lui era sulla riva destra del Piave, mentre casa sua era sulla riva sinistra, e quindi all'epoca ovviamente si guardavano e si sparavano uno in fondo all'altro, ma sempre con rispetto, perché i militari avevano sempre questo rispetto uno nei confronti dell'altro. È già proprio una storia particolare che magari dopo può raccontare la Ida Rosa su Pietro Martino, che è stato, io tra l'altro ho avuto l'occasione di conoscere quando è stato fatto il suo funerale. Io ero in fianco alla sua bara, ho avuto un onore grandissimo, perché sono quelle persone che ci hanno dato questi valori, insomma, ci hanno tramandato questi valori. Anche mio nonno ha combattuto nella Grande Guerra. Chi è che non ha avuto un nonno? Vedendo le statistiche fatte all'epoca, alla fine della guerra, di chi aveva dato sacrificio come alla Grande Guerra, il Veneto a livello di famiglia aveva dato, andavano a combattere al fronte il papà e i figli, famiglie completamente decimate, quindi il Veneto ha dato un grandissimo contributo. Infatti nel nord-est, anche nel nord-est e Sardegna comunque, Sardegna anche. è molto sentita, molto partecipata, eccetera. Nel sud Italia molto meno. Sì, ma le dico, noi siamo andati al raduno di Palermo 2 anni fa, e eravamo ospiti del comune di Paceco a Trapani, e nel comune di Paceco c'è un monumento nella piazza. Nel monumento della piazza c'erano 200 abitanti del comune di Paceco caduti, morti nella grande guerra, per cui anche i siciliani sanno che hanno avuto un nonno che è andato a morire sul Carso o sul Piave. Insomma, ecco, per quello che dicevo prima, che è un fiume che ha diviso all'epoca ma ha unito successivamente. Insomma, quindi questo è un atto molto, molto simbolico e molto importante. Grazie. Signora Carozzani, siccome poi corriamo verso la fine, purtroppo il tempo vola, la vicenda di suo nonno ce la vuole dire in 2 parole? In 2 parole, sì. Mio nonno praticamente ha ammazzato, no, ucciso, ha ammazzato un ungherese. Questo ungherese tutte le notti si chiamava Tibor era il suo nome, attraversava il Piave, aveva una mazza e andava di là ad uccidere i soldati italiani. E non riuscivano a prenderlo, praticamente questo qua andava di là, ammazzava, ritornava. Mio nonno che non dormiva, ma dormiva con gli occhi aperti, è riuscito praticamente ad accorgersi quando lui è arrivato, lo ha rincorso, l'ungherese lo ha ferito, lui lo ha rincorso nelle acque del Piave e aveva un pugnale, con questo pugnale lo ha ucciso. Te coppe. Questo qua ha detto no, ti prego, soldato italiano, non uccidermi, e lui ha risposto te coppe. Quando l'ha ucciso, perché era un omone grandissimo questo ungherese, quando l'ha ammazzato, all'interno della sua giacca sentiva un rumore, mio nonno comunque. Questo rumore che sentiva non riusciva a capire che cos'era, era un orologio che questo qui aveva dentro, e mio nonno ha preso questo orologio e questo orologio lo ha conservato fino alla sua morte. E adesso questo orologio di questo evento è stato messo, diciamo, all'interno della mostra Piave 15-18 e verrà con la sua storia fatto vedere a tutti i radunisti. Perché, meglio. Sì. Quanti anni è vissuto suo nonno? Mio nonno è morto a 97 anni. Mamma mia! Però le ricordo che mio nonno ha corso in motorino fino a 96 anni. È stato temprato dalla una tempra resistente. Sì. Assolutamente. Uno che ha visto quelle tragedie là, ha visto di tutto, Di tutto, infatti. Era un personaggio, mio nonno era un personaggio. Passaggio storico importantissimo. Siamo in chiusura, una battuta. Qual è l'impegno più grande per la Fanfara? Ce ne sono molti.
in particolare al raduno o in generale, perché poi il raduno è un momento importantissimo, però poi voi ci siete sempre. Per questo è bene ricordarlo, perché altrimenti sembra che queste cose siano transeunti, no? Finisce il raduno. Guardi, prima in un passaggio le ho detto che siamo tutti volontari. Il punto le cose più difficili da fare sono appunto tenere il gruppo unito, perché viviamo in una società dove tutto sembra scontato oppure nulla è scontato. Non è facile avere dei ragazzi che poi vanno dai 15 anni fino ai 60 anni, mi richiamo ragazzi in ogni caso, che riescono a trovare in un gruppo, in particolare nella fanfara, un momento di unione per stare assieme. Io dico sempre la fanfara, in particolare la fanfara di San Donà, perché ne sono il capo fanfara, ma in generale devono diventare delle piccole famiglie, cioè devono diventare dei luoghi dove non ci deve essere solo la musica, non ci deve essere solo il sentirsi bersaglieri e quindi portare una divisa, ma deve essere un luogo dove ritrovarsi, dove scambiarsi opinioni, dove vedere il ragazzino di 15 anni che chiede magari un consiglio, ma nella sua vita privata di tutti i giorni, magari a chi magari ha 50 anni o 45 oppure 60. Quindi la parte più difficile è proprio creare questa amalgama che ti faccia superare tutte le difficoltà che tutti abbiamo tutti i giorni, dal lavoro alla vita privata, alla salute, e che ti faccia dire, beh, questa sera vado a prove o domani so che è l'uscita con la fanfara e so che dimentico tutto quello che ho a casa. Entra in un altro mondo, grazie. Esatto. In chiusura da lei, Presidente, un messaggio. Ma vi invitiamo tutti a Piave 2018, in particolar modo dal 7 al 13 maggio. Seguite i nostri canali social, i nostri strumenti di informazione, ci sono tanti eventi, c'è spazio per tutti, sia per bersaglieri, sia per gli amanti della festa. Abbiamo aperto ovviamente a tutte le associazioni d'Arma perché siamo tutti fratelli, siamo tutti uniti e quindi venite a trovarci a San Donà di Piave in questo periodo. Grazie. Un sito, qualcosa dove si può fare? C'è la pagina Facebook che è aggiornata ovviamente giornalmente con tutti i contenuti multimediali, basta cercare Piave 2018 semplicemente sul motore di ricerca di Facebook, oppure c'è il sito di riferimento che è 66 raduno bersaglieri piave2018.it. Metterete anche la trasmissione dentro, che così potranno anche vedere quanto avete raccontato, quindi il sunto di tutto quel che è stato. Benissimo, io vi ringrazio di essere qui con voi, in bocca al lupo, buon lavoro, perché sarà anche ancora un lavoro fino alla data e poi buoni festeggiamenti. A voi telespettatori io vi ringrazio, vi saluto, però restate con noi perché dopo la pubblicità abbiamo la nostra parentesi della finanza e dell'economia con il nostro esperto. Buonanotte, buon proseguimento.